In molte zone del Veneto, quando febbraio è ancora freddo e l'inverno sembra non voler finire, si accende un rito antico, il Batar Marsò. La notte prima di San Marco, nelle campagne e nei borghi, la gente si riunisce attorno a grandi falò. La legna viene impilata alta, pronta a bruciare. Non è solo fuoco, è memoria. Si dice che le fiamme scaccino via l'inverno e chiamino la primavera, che il crepitio del legno sia un antico linguaggio tra la terra e il cielo, che il calore del fuoco riporti chi è tornato dalla campagna o da lontano alla comunità. Il Batar Marsò non è uno spettacolo casuale, è un momento in cui intere famiglie si mettono in cerchio, si raccontano storie, si canta, si ride, si beve un bicchiere di vino, si guarda il cielo, si aspetta che qualcosa cambi, perché in fondo è il primo vero segno di luce dopo i giorni bui dell'inverno. È il momento in cui il gelo sembra sciogliersi un poco e la speranza di giorni più lunghi torna viva nei cuori. E quando il fuoco finalmente domina la notte, c'è una sola cosa che tutti sussurrano. Ora la primavera deve venire.